La campagna anti-vaccini diventa un film e scatena il putiferio. L'assessore regionale alla sanità Luca Coletto parla di uno sfregio al buonsenso e una sfida alla regione che ha avuto il coraggio di confermare il non obbligo vaccinale, sostituendolo con una serie capillare informazione alle famiglie. Mentre l'ordine dei medici, chirurghi ed odontoiatri della provincia di Padova, nell'esprimere la sua contrarietà al documentario, risponde alla proiezione della pellicola in programma per domani al Cinema Porto Astra di Padova con un convegno a tema che si terrà il 28 aprile all'Hotel Crown Plaza. Tutto il sistema sanitario veneto, dichiara Coletto, da anni sta facendo un lavoro per favorire l'adesione consapevole e informata delle famiglie. Poi arriva questo documentario, dice, peraltro già bocciato da Parlamento europeo, Senato italiano, Ministero della Salute, con il rischio di farci fare pericolosi passi indietro perché, prosegue, gli allarmi fanno molto più rumore e male delle informazioni. Spero, conclude l'assessore regionale, che il buonsenso prevalga e la proiezione venga annullata.